Italia Legno Energia 2019, un'intuizione avuta 6 anni fa di grande successo per strategia di comunicazione e posizionamento anche all'interno del territorio italiano di una manifestazione fieristica. Abbiamo scelto Arezzo proprio perché la Toscana è è la regione con maggior foreste, a parte la Sardegna che ci dice la distanza di pochissimo. Siamo alla terza edizione, sono presenti circa 200 espositori provenienti da tutta Europa con 25.000 metri quadri di esposizione tra interno e esterno. L'afflusso dei visitatori del primo giorno dimostra la bontà della nostra intuizione. PMT, oltre a fare delle manifestazioni fieristiche, l'interesse è quello di comunicare quali sono i vantaggi e i svantaggi di determinate operazioni, e quindi il fulcro delle nostre manifestazioni fieristiche sono i convegni che danno veramente dell'informativa globale su tutti i punti necessari per sviluppare questi temi. Terza edizione di Italia Legno Energia, un settore che devo dire già delle prime battute dimostra di porre un obiettivo importante su questa regione, su questa città, ma anche su un settore che sta crescendo tantissimo. Si parla di un tema rilevante, quello della riduzione delle emissioni in atmosfera. Se ne parla proprio ora, a pochi giorni da una manifestazione di carattere mondiale rispetto ai cambiamenti climatici. Qua ci sono aziende di grande rilevanza che lavorano su aspetti di innovazione, di tecnologia per migliorare questo tipo di aspetto. Poi si parla di bosco, si parla di forestazione, di legno, e le si parla nella regione più boscata a livello nazionale con oltre 1.100.000 ettari. Noi siamo orgogliosi che questa iniziativa sia fatta in Toscana e che sia fatta qua a Arezzo, in una provincia peraltro molto boscosa. La partecipazione di tante aziende di primissimo piano a livello nazionale, ma la tanta curiosità e la presenza di tante persone che lavorano in questo settore e sono intenzionate a migliorare il proprio posizionamento, a migliorare il proprio approccio e anche a investire in tecnologia e in innovazione è decisamente un fattore di grande importanza. Questa manifestazione sta crescendo di anno in anno e questo la dice lunga sull'interesse che c'è intorno a questo settore. Un quadro su quella che è la situazione attuale dell'utilizzo delle energie agroforestali. L'utilizzo delle energie agroforestali è un comparto importantissimo, anche se molti non hanno il parametro di riferimento, ma invece praticamente rappresenta la sorgente di rinnovabili più importante che noi abbiamo. Il panorama che andiamo in avanti è molto interessante perché incrocia delle tematiche che sono riferite a interessi per tutto il pianeta, che sono quelli dei cambiamenti climatici, sono quelli di ragionamenti di un nuovo modello anche nell'energia che noi consumiamo. Siamo a Arezzo, siamo in centro Italia, siamo nel centro della dorsale appenninica,
con delle tematiche che rappresentano un importantissimo motivazione anche di ritorno ad uno sviluppo territoriale, locale, e che non solo ha una valenza economica ma ha una valenza ad ampia ricaduta, perché è la gestione del territorio. Quel patrimonio che è anche culturale, paesaggistico, che ha bisogno di un ritorno, e in questo questi temi e questa bella fiera vede quanto può essere pregnante su questo argomento. AIEL qui rappresenta questo ruolo comunque di rappresentare la filiera completa, e questo è un grande orgoglio. In un mondo sempre più diviso nella rappresentanza, qui abbiamo il piacere ma soprattutto la concretezza di rappresentare dal settore dell'agricoltura alle industrie che hanno sistemi di know-how più avanzati che ci sono in Europa. Quanto è importante la comunicazione così attiva di un settore come quello delle biomasse termiche? È importantissima perché non solo intercetta una fascia dell'economia importante per i nostri produttori, che ovviamente sono dei grandi innovatori, tra l'altro con degli apparecchi che sono al top nella produzione mondiale, ma rappresenta anche un importante elemento della filiera del legno, quindi delle biomasse legnose, perché questo permette non solo di valorizzarle e di utilizzare una forma assolutamente ecologica per riscaldarsi e per rafforzare, diciamo, la nostra capacità di indipendenza anche energetica, ma soprattutto permette anche di risalire fino alla coltivazione dei boschi, che non devono essere abbandonati ma devono essere coltivati, bisogna attivare tutti quegli accorgimenti che permettono davvero di avere una tenuta ecologica. Pensiamo solo alla rigimazione delle acque e alla qualità quindi del nostro sistema boschivo, che sta tra l'altro aumentando ma che, ripeto, non deve essere lasciato a se stesso, e che quindi, diciamo, ha un grande valore di tipo ambientale e attrattivo. In casi come questo c'è bisogno di avere proprio un contatto diretto con le produzioni, quindi gli ultimi livelli tecnologici raggiunti. Sappiamo di quanto investono le nostre imprese, ad esempio, nell'attenzione per le emissioni in atmosfera, quindi c'è bisogno davvero di avere un contatto sempre più diretto. Oltretutto poi qui entriamo anche in contatto con quello che è l'arredamento, contiamo il design, quindi è grandissima necessità di confrontarsi, di toccare con mano, di vedere direttamente quelli che sono appunto le produzioni, i grandi sforzi, ma anche la grande ricerca che c'è dietro a questo settore. Com'è possibile ottenere tutto questo in sole 3 edizioni? Il risultato rispecchia quello che è un po' il settore che ha delle potenzialità di crescita importanti, dove il Made in Italy è un'eccellenza in tutto il mondo, abbia costantemente un appuntamento di visibilità e di promozione. Quindi non soltanto Progetto Fuoco, che è l'evento più importante al mondo, che si svolge negli anni pari. La nostra idea è stata quella di creare un evento nell'anno di non svolgimento di Progetto Fuoco, e abbiamo scelto una piazza come Arezzo, che è al centro dell'Italia, e quindi dare la possibilità anche a un mercato meno prossimo a Verona di poter partecipare. E quindi dal 2015 questa idea evidentemente si è rivelata fortunata, perché ogni anno riusciamo a crescere nelle dimensioni, e la soddisfazione maggiore è quella di sentire alcuni tra i più importanti imprenditori che considerano imprescindibile ormai questo appuntamento. Per quanto riguarda il mercato, è importante, come ho detto prima, che ci sia un appuntamento che dia visibilità a questo comparto. Questo è un comparto italiano che esprime un valore che è quello dell'energia del legno, che ha delle qualità che vanno oltre l'economicità, la sostenibilità e la sicurezza, ma appunto quello di poter essere protagonisti nel cambiamento dell'utilizzo energetico, del fabbisogno energetico italiano, perché il legno è la principale energia rinnovabile italiana. Noi siamo protagonisti in questo cambiamento per il rispetto del clima
insieme della qualità dell'aria, e quindi poterlo fare e poterlo promuovere direi che è quasi necessario più che importante. Abbiamo il dovere di sviluppare un tema di informazione continua e costante. Questo settore è flagellato da una informazione non corretta che lo riguarda. Il rinnovamento e la crescita tecnologica che c'è stato in questo settore è unico. Ci sono oggi 4,5 milioni di stufe della nonna che rappresentano il mercato del futuro di queste aziende. Le vanno sostituite con prodotti nuovi, migliori dal punto di vista non solo del design ma tecnologico, che riducono le emissioni. Questo è il percorso giusto. Dobbiamo imparare a comunicarlo, dobbiamo imparare a far sì che noi che organizziamo le attività di promozione, le aziende, gli installatori, i rivenditori devono imparare a trasmetterlo in maniera corretta ai consumatori affinché si superino questi preconcetti sbagliati che ci continuano a colpire. Expo Security, la fiera adriatica della sicurezza, il 16 e 17 maggio 2019, nel polo espositivo del Marina di Pescara. Novità 2019 Cyber Security Forum, speech e contact point per formarsi ed informarsi sulle principali tematiche dell'information security. Il 16 e 17 maggio Cyber Security Forum. Trovaci e registrati su exposecurity.it. Seguici sui nostri canali social. CNA Pescara presenta Biobenessere il 25 e il 26 maggio 2019 al Polo Espositivo Marina di Pescara, la prima fiera del sano vivere. Tutti i suggerimenti su prodotti e servizi naturali, biologici e rivolti al green lifestyle. Novità per l'alimentazione con prodotti sani e salutari, cosmesi e benessere e discipline natural e green. Mobilità sostenibile e green lifestyle per la cura di chi ami. A Pescara, Biobenessere, il 25 e 26 maggio 2019, Polo Espositivo Marina di Pescara. La fiera del sano vivere ti aspetta. Fierabiobenessere.it. Segui, condividi e registrati per l'ingresso. La CNA presenta la 10ª edizione della fiera nazionale più esclusiva sul wedding, Pescara Sposi 2019. Il 12 e 13 ottobre 2019 al Polo Espositivo Marina di Pescara un sabato e una domenica dedicate al wedding planning. Le migliori aziende del settore wedding, show e music performance, total look e momenti glamour. Fiera Nazionale Pescara Sposi 12 e 13 ottobre 2019. Polo Espositivo Marina di Pescara dalle 9 alle 21. Seguici e registrati fierapescarasposi.it. Siamo tornati il 26 e 27 ottobre 2019 dalle 9 alle 21 al Polo Espositivo Marina di Pescara. Il mondo degli animali domestici scende in campo. Torna a 4 Zampe Expo 2019, la fiera professionale sul mondo del pet. Un percorso allestito per scoprire tutto sul pet world. Pet care, pet food, pet therapy. Gli animali domestici sono i migliori compagni di una vita. 4 Zampe Expo, il 26 e il 27 ottobre 2019, Polo Espositivo Marina di Pescara, dalle 9 alle 21. L'evento ha ingresso gratuito ed è pet friendly. Trovaci e registrati su 4zampeexpo.it e seguici sui canali social. Poter selezionare l'adeguato pellet per la propria stufa e come poterlo riconoscere. Il pellet viene prodotto da scarti di lavorazione legnosa, però di legno naturale, quindi significa ciò che proviene direttamente dal tronco, quindi segatura o cippato ridotto a segatura. I nostri pellet sono prodotti unicamente con conifera e in più all'interno del mondo delle conifere dobbiamo considerare alcune differenziazioni.
Ad esempio nell'abete, che noi chiamiamo comunemente, con cui chiamiamo comunemente gran parte dei pellet di abete, in realtà bisogna dividere fra abete rosso, ad esempio, e pellet di abete generico. Il pellet di abete rosso significa che proviene unicamente da residui di lavorazione di tronchi di abete rosso, che è l'Apicea excelsa. È la pianta, diciamo, forestale più importante d'Europa e la più utilizzata dall'industria del legno, e soprattutto ha delle caratteristiche particolari che la rendono la migliore per la produzione del pellet. Quali sono queste caratteristiche? Ad esempio l'omogeneità, la ridotta presenza di resina, la densità buona e soprattutto, dopo essere stata bruciata, la mancanza di residuo. Quindi il residuo in ceneri dell'abete rosso è sicuramente il residuo minore e con minor massa che si produce utilizzando delle conifere in Europa. A chi dice si sceglie il pellet dal colore, che cosa risponde? Il colore sicuramente è un segno indicativo, perché il colore rappresenta alcune parti del legno. Ad esempio, se c'è una grossa percentuale di cortecce, il colore diventa più scuro. Anche se c'è una percentuale di cortecce del secondo livello, perché le cortecce vanno considerate su due piani. C'è il floema esterno, che è la corteccia, diciamo, quella che noi vediamo nella pianta, ma c'è anche quello interno, che è il cosiddetto libro, che è un po' più chiaro. Quando c'è la totale assenza di cortecce, il colore è quello del legno vergine e quindi è molto chiaro. Secondo me la cosa principale è leggere l'etichetta, basta saper leggere bene l'etichetta, e se l'etichetta è veritiera e tutti i prodotti EM Plus devono avere etichetta veritiera, allora a questo punto è sufficiente leggere bene l'etichetta. E scegliere l'azienda giusta? Senza dubbio, aziende che producono pellet al 100% di abete rosso sono aziende che ti garantiscono la qualità. Parliamo di pellet e parliamo di qual è il modo per riconoscere un pellet di qualità da un pellet che invece di qualità non ne ha. Semplicemente il nostro aiuto viene la certificazione, e il certificato EM Plus è un certificato che ci permette di essere tranquilli che il prodotto sia un prodotto di qualità. Viene incontro a noi commercianti come produttori, in quanto non siamo noi a dover convincere il cliente sulla qualità del prodotto, ma è un ente certificato che appunto dichiara che questi prodotti sono di una certa qualità. Il prodotto di qualità è sicuramente un prodotto fatto a partire da materia prima naturale, per cui può essere segatura, può essere cippato, può essere il tronco decorticato. L'importante è che durante tutto l'iter di produzione del pellet vengano rispettati determinati parametri, per cui venga controllato poi il contenuto idrico finale per poter poi avere ad esempio un pellet di alta qualità. Ci sono tanti tipi di pellet, i più famosi sono sicuramente di faggio, di abete, misto abete-faggio, di pino. Le provenienze ormai sono delle più disparate, per cui si importa pellet da diversi paesi, molte sono le logistiche anche in ballo. L'importante, ripeto, è affidarsi a distributori, rivenditori certificati, perché voglio sottolineare ancora una volta che il pellet certificato è il pellet giusto che dobbiamo bruciare nelle stufe e nelle caldaie. Noi abbiamo sposato appunto anche la politica di commercializzare solo prodotti di qualità certificata. Siamo noi stessi certificati EM Plus con il nostro numero di riferimento e crediamo che questa sia la via giusta per poter arrivare a dei risultati ottimi che possano poi durante l'arco degli anni dare dei risultati sia in termini di volumi sia in termini di soddisfazione del cliente.
di termocamini che abbiano non soltanto tecnologia innovativa ma che siano anche ecosostenibili. Come si fa a creare questo connubio e che cosa fa Carinci, che cosa presenta al mercato? Un prodotto veramente innovativo, ecologico innanzitutto, è un termocamino che ha un'accensione particolare, un'accensione dall'alto. Il camino si accende mettendo la legna grande sotto, praticamente la piccola sopra, le fascine sulla parte alta, dove si innesca la fiamma della parte alta. Quindi in questo modo abbiamo un risparmio sicuramente anche nel consumo, abbiamo un risparmio di polvere in atmosfera che comunque va molto meglio, scalda di più, rende di più e consuma di meno. Noi investiamo molto sulla ricerca e sull'innovazione, facciamo dei test in laboratorio, facciamo tutti i giorni test per capire qual è il modo più giusto per far bruciare la legna e noi ci siamo riusciti alla grande. Termocamino non soltanto per il calore, diciamo, dell'ambiente, ma anche per quanto riguarda l'acqua. E in questo caso che cosa riusciamo ad ottenere? Sì, diciamo che la grossa particolarità del nostro termocamino è che comunque una volta acceso il camino che arriva in temperatura, spegnendo il camino dopo a tarda ora, a tarda serata, la mattina dopo possiamo ancora farci la doccia perché l'acqua calda ancora c'è all'interno del termocamino. Quindi possiamo utilizzare l'acqua calda dopo 12-14 ore. Novità 2019 per quanto riguarda le stufe di DL Italia da presentare al mercato. La novità assoluta sicuramente è il modello, la Ostro Bump, è un modello totalmente in vetro, ha una porta scorrevole, ovviamente tutte le nostre stufe si differenziano dal caricamento dal basso ed è questo insomma che ci permette di dare novità sul mercato. Oltre a questi modelli ovviamente presentiamo tanti altri nuovi modelli, il concetto nostro rimane sempre quello, il caricamento del pellet attraverso una doppia coclea. Che cosa deve avere oggi una stufa per risultare perfetta nell'utilizzo del cliente? Diciamo che oggi una stufa perfetta è soddisfare le esigenze del cliente. Una prima esigenza secondo me è la pulizia della stufa. Normalmente le stufe a pellet vanno pulite mediamente ogni 2 giorni. C'è un aspiratore e bisogna andare lì e pulire la vaschetta delle ceneri. Le nostre stufe invece permettono di avere una pulizia tra i 10 e i 15 giorni, proprio per il sistema di caricamento dal basso. Quindi c'è un cassetto cenere che viene svuotato ogni 15 giorni. Uno sceglie una stufa per tanti motivi, non solo da un discorso di risparmio di combustibile, ma anche perché una stufa in casa comunque la fiamma sicuramente fa compagnia. Ormai le stufe, come lei può vedere, sono anche oggetto di arredamento, quindi sono belle da vedere in casa. Siamo partiti da un concetto di stufa tradizionale di 15 anni fa, oggi ha degli oggetti di arredamento. La grande novità è che oggi dal consumo di noci o materiale comunque alimentare con guscio rigido si possa ottenere energia con una biomassa di nuovissimo conio. Come si fa a fare questo? Qual è l'idea che avete avuto? L'idea nasce dall'onda del successo dell'altra società di famiglia, la Ceraco Bulbi SRL, che opera nel settore florovivaistico.
necessità dei nostri clienti di trovare alternativa ai comuni combustibili fossili ci ha spinti a cercare nuove soluzioni e abbiamo trovato in queste nuove soluzioni tutti gli scarti agroalimentari che si producono in Italia, tipo i gusci di nocciola, i gusci di mandorle, il nocciolino di olive. Siamo la prima società in Italia certificata da Bioma Sud per questi prodotti. Si parla di questa tipologia di materiale, che cosa si intende e soprattutto perché utilizzarlo? Noi ci siamo affacciati su questo scenario in quanto questi prodotti, che poi sono sottoprodotti dopo che avvengono tutta la fase di produzione, se non venissero usati come combustibili da biomassa sarebbero dei rifiuti. Iniziamo una fase di lavorazione che vengono depolverizzati, triturati, setacciati, imballati e quindi poi pronti alla vendita. Abbiamo inventato due prodotti, uno che si chiama il trito, uno che si chiama misto. Il trito sono gusci di nocciola che vengono tritate, vengono setacciate perché per evitare che ci siano dentro legnetti di potatura o altri materiali che si possono trovare nella normale raccolta delle nocciole, vengono depolverizzati perché comunque c'è polvere dentro e vengono imballati e questo lo chiamiamo trito. L'altro invece è un misto che viene fatto da gusci di nocciola tritati mischiati dal nocciolino di olive, che aumenta un po' il potere calorico e l'abbiamo chiamato misto. Dal punto di vista della produzione di energia, soprattutto delle emissioni, che tipo di produzioni di inquinamento abbiamo? Abbiamo una diminuzione del 98% di emissioni di gas serra in meno nell'aria. Deve avere oggi una caldaia per reputarsi efficiente, innovativa e adeguata ad un mercato 2019? Le caldaie di oggi a biomassa devono avere sicuramente delle emissioni bassissime, devono essere ad alta resa, ad alta efficienza, devono lavorare in un contesto dove viene salvaguardato l'ambiente in tutti i sensi. Salvaguardarlo in tutti i sensi significa in questi periodi ridurre tantissimo le emissioni di polvere di NOx. Ce la facciamo tramite nuovi prodotti che hanno adattamenti tecnici per ridurre le polveri tramite elettrofiltri a bordo macchine o accanto alla macchina, hanno il recupero dei gas di ricircolo per abbassare gli NOx e il CO. Il mercato cerca proprio questo, cerca la caldaia certificata a basse emissioni o quasi zero. Lo accetta volentieri se il prezzo è adeguato. Ovviamente non ci sono grandi spazi di margini di costi, i produttori devono fare la magia di produrre questi apparecchi, di presentarli sul mercato certificati, belli finiti, a dei costi molto molto contenuti. Le novità in questo Italia Legno Energia per l'anno 2019 nel mondo delle caldaie? Quest'anno 2019 è stato un anno molto importante per noi dal punto di vista tecnologico, anche dal punto di vista delle certificazioni delle caldaie. Abbiamo presentato nuovi modelli che hanno riscosso molto successo, c'è il modello legna pellet certificato in classe 5 4 stelle, il modello caldaia tubi di fumi verticale, il modello CS anche questo rinnovato sia nel design che nella tecnologia.
vince? Design o tecnologia o un perfetto mix tra entrambi? Ovviamente l'equilibrio è sempre ben accetto, è la cosa migliore tra design e tecnologia e noi cerchiamo di fare il nostro meglio appunto con questi prodotti nuovi, ecco. Caminetti Montegrappa vorrebbe tracciare una linea evolutiva di quella che è la storia del passaggio tra caminetti e stufe. E quali sono le innovazioni da presentare e come le potremmo tracciare in maniera veloce per far comprendere quella che oggi è la situazione di Italia Legno Energia 2019? La nostra azienda è un'azienda storica nel settore, tra le prime, abbiamo più di 40 anni di storia. Siamo nati con i caminetti aperti a legna. Oggi la sfida più importante, credo, per tutte le aziende del nostro settore sia quella di sviluppare prodotti innovativi, sviluppare prodotti che sempre più ecologici. Abbiamo in Italia tutta una regolamentazione legata alle stelle che regolano il rendimento e le emissioni dei prodotti e oggi la sfida più grande per tutte le aziende del nostro settore e in primis per Caminetti Montegrappa è quello di sviluppare prodotti che siano allineati a queste esigenze di mercato. Come si pone il design con l'innovazione, con la sostenibilità e l'economicità del prodotto? Dalle varie forme, piuttosto che le forme squadrate, le forme tonde, e credo che comunque l'aspetto estetico è importante e viaggia parallelamente a quello tecnologico del prodotto. Per noi questa a Italia Legno Energia è la prima partecipazione, è una bella sfida e la volontà di Caminetti Montegrappa è stata quella di portare tutta una serie di prodotti nuovi, prodotti che vanno a soddisfare le esigenze del consumatore finale, soprattutto legato anche al mondo dell'acqua. Prodotti che servono per riscaldare l'acqua e possono migliorare quelli che sono i rendimenti e l'efficienza all'interno delle abitazioni domestiche. Parliamo di caminetti e parliamo di quelle che sono le novità presentate all'interno di Italia Legno Energia 2019. Qui troviamo dei caminetti con M-Design sia con funzionamento a legna sia a gas e abbiamo delle bellissime novità che permettono di dare dei caminetti estremamente performanti sia a livello di design che di funzionamento tecnico. Cosa si vince con M-Design per quanto riguarda i caminetti e perché si sceglie questa azienda con le sue novità? M-Design è un'azienda che comunque dà un gusto estetico estremamente eccezionale, unito al fatto che siccome il mercato richiede sempre più normative stringenti, qui abbiamo tutti i camini che hanno 4 stelle a livello di performance di rendimento, quindi andiamo ad avere delle ottime performance. Innovazione nel design e nella tecnologia per quanto riguarda le stufe, ma nel 2019 all'interno di Italia Legno Energia quali sono le novità da rappresentare al mercato, più per il design o più per la tecnologia? Noi stiamo continuando con la strada già intrapresa, quindi continuiamo nel design, anche da quest'anno collaboriamo con dei nuovi art director che ci seguono la parte estetica sia di comunicazione che di prodotto. Abbiamo presentato delle novità a livello di design come
questa stufa in particolare, che secondo noi entra nel mondo dell'arredamento, quindi abbiamo curato molto la parte estetica e ovviamente la parte tecnologica, essendo una stufa, è molto importante. Abbiamo delle novità anche tecniche come il sistema schema che abbiamo sviluppato noi per una fuoriuscita diversa e più performante dell'aria in ambiente, dando insomma così a chi compra una nostra stufa entrambe le cose, una stufa che sia bella o comunque apprezzabile, perché poi il bello è soggettivo, ma allo stesso tempo anche molto prestante. Ci siamo mossi dal 2017 fino ad arrivare al 2019. Come si è mosso il mercato all'interno di Casa Kalon e come si muoverà per i 2 anni a seguire? Noi credo continueremo insomma su una strada che è già consolidata, quindi il discorso del design in cui crediamo e tecnicamente, ecco, non so, studiamo tutti i giorni, insomma, il nostro reparto di ricerca e sviluppo è sempre alla ricerca di novità per offrire un comfort maggiore a chi utilizza la stufa, però sicuramente insomma continuiamo la strada del design. Okofen Italia, questa è una grandissima novità all'interno di questo mercato della produzione termica da combustione del pellet, perché è un macchinario completamente nuovo. Che cosa presentiamo esattamente? Qui presentiamo in questo caso una caldaia a pellet in condensazione che produce, a parte dell'energia termica per il riscaldamento della casa, anche l'energia elettrica. La casa adopera energia termica per il riscaldamento, questo sappiamo, ok? E alla fine Okofen già nell'anno 2005 ha cercato di assemblare, produrre una cogenerazione, sempre con l'energia dal pellet. E nell'anno 2011 ha fatto la certificazione della cogenerazione, così utilizzando la nostra caldaia di serie insieme con un motore a Stirling che fa alla fine la parte energia elettrica, e questa energia elettrica è dopo a disposizione per le case familiari. Una casa familiare, per dare un'idea, ha un consumo, per esempio se parliamo di una casa a 150 metri quadri, può avere un consumo come intorno di 3 tonnellate di pellet. E in parallelo la caldaia può produrre dopo un 12, un 14, 16 kW di energia termica secondo le temperature invernali, e in parallelo è a disposizione un kW di energia elettrica, dove la casa consuma quello che adopera. Questo significa per l'utilizzatore che tipologia di vantaggio? Risparmia energia elettrica, risparmia nelle bollette, e c'è una grandissima differenza nelle spese gasolio al pellet, dove già lì soltanto cambiando combustibile c'è un risparmio subito del 50%. Clover, fuoco e passione. Perché scegliere una stufa in questo Italia Legno Energia 2019 rispetto a qualsiasi altra cosa, ad esempio ad un caminetto? Perché una stufa oggi, con il design che offre nel 2019 e questa tipologia di prodotto, sicuramente si avvicina più alle abitazioni degli italiani. Quello che proponiamo in questa fiera e che continuiamo a proporre, perché è un prodotto unico nel mercato e unico nel nostro genere, appunto è la Dual, che unisce il combustibile legna e pellet, quindi lascia la possibilità al cliente finale di poter decidere con cosa scaldarsi in piena sicurezza, e oltretutto mantenendo 2 camere di combustione separate, quindi lavoriamo in piena sicurezza ma con consumi molto bassi. Quanto è importante per Clover il design e quanto invece la tecnologia per ottenere un prodotto che poi abbia appeal sul mercato?
credo che sia due concetti che vadano molto a pari passo. Bisogna fare stufe belle perché sono mobili di arredamento all'interno delle abitazioni, bisogna fare stufe efficienti, sempre più rivolte a consumi molto bassi, prodotti autopulenti. Dobbiamo andare incontro all'utilizzo di questi prodotti per i nostri utilizzatori finali.